La sua passione era immensa, la sua gioia, il colore, l'amore per la ricerca e la musica veneta li ha trasmessi per decenni a schiere di pubblico in tutto il mondo. Claudio Scimone, fondatore e direttore dei Solisti Veneti, che con i suoi 65 anni di attività vanta anche il primato di orchestra d'archi più longeva al mondo. Per rendere omaggio alla sua vita dedicata interamente alla musica e ai suoi solisti, la musica non si fermò nemmeno la sera del 6 settembre del 2018, quando echeggiò la notizia della sua scomparsa. Un concerto ha voluto ricordare questo anniversario sempre con la musica, una scaletta speciale che ha ripercorso le pagine che hanno segnato la lunga storia dei solisti veneti, che hanno chiuso così anche il loro 54esimo Veneto Festival internazionale Giuseppe Tartini, che proprio Scimone volle dedicare al compositore istriano e che grazie proprio a lui uscì dall'oblio. Sul podio l'amico e allievo prediletto di Scimone, il maestro Giuliano Carella, la nuova guida musicale e artistica dell'orchestra. La sinfonia in fa minore numero 49, La Passione di Haydn, è stata una delle primissime composizioni suonate dai solisti veneti con organico allargato agli oboi e ai corni, strumenti non ancora presenti agli albori delle loro esibizioni. Il concerto, in La maggiore K219 per violino e orchestra di Mozart, è stato eseguito dall'orchestra quando sono iniziate le prime collaborazioni importanti, come quelle con Salvatore Accardo o Uto Ughi, per dirne alcuni. Nella serata del memoriale all'Auditorium Pollini di Padova il violino è quello di Lucio Degani, entrato giovanissimo nell'orchestra e dal 2000 violino principale e solista dei Solisti Veneti. In chiusura di programma la sinfonia in re minore opera 12 numero 4 La Casa del Diavolo di Boccherini, con il suo terzo movimento, la travolgente Ciaccona, che ha accompagnato quasi tutta la carriera dei solisti veneti, perché è amata da Claudio Scimone, che molto spesso la sceglieva anche come bis conclusivo. Figlio del medico Vittorio Scimone, Claudio non ne seguì le orme, intraprese invece gli studi in legge a Palazzo Bo a Padova, ma la passione per la musica ebbe il sopravvento. Si dedicò agli studi musicali a Padova e a Milano, diplomandosi in pianoforte con Carlo Vidusso, in composizione con Enrico Pedrollo, fu allievo in direzione d'orchestra di Franco Ferrara e Dimitri Mitropoulos, quindi si diplomò al Conservatorio di Milano con Antonio Votto. È nota la sua fama sul podio in qualità di direttore sinfonico e di opera, debuttando nel 1981 al Covent Garden di Londra e dirigendo per una vita intera in tutto il mondo. La sua scuola e la sua intonazione, ispirata al colore e allo stile della musica veneta, da Vivaldi ad oggi, alle quali ha reso omaggio in ogni luogo del mondo, ha ispirato generazioni di musicisti ed il tocco della sua bacchetta è ancora oggi guida e insegnamento per i suoi solisti veneti.